Bene, eccoci anche oggi insieme. Con noi in studio c'è Andrea Garbo, che è vicepresidente di ANACI Veneto, segretario del Centro Studi Nazionale di ANACI e storico segretario di ANACI Padova. ANACI è l'acronimo di Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari. Andrea Garbo è stato l'ideatore di una recente iniziativa che si è tenuta a Venezia, alla Scuola Grande di San Rocco, un format partito appunto dal capoluogo regionale che sarà esportato in altre regioni d'Italia. L'idea è nuova ed è importante, ed è quella di immaginare, di identificare, di individuare il condominio come un bene comune. Questo fa parte, secondo me, di un filone che ANACI sta portando avanti, devo dire, ormai da tempo, che è quello di identificare il condominio come paradigma della società. Insomma, in un condominio dove vivono tante persone si vedono probabilmente prima anche le contraddizioni che poi subisce la società. Ma torniamo al tema del simposio di Venezia. Identificare il condominio come un bene comune è un bello slogan. Poi per riuscire a però declinarlo, visto che appunto in un condominio vivono tante persone e tante teste, come si fa? Intanto buongiorno a tutti. Non è facile quello che è stato detto, il condominio è un bene comune. Il condominio è costituito da beni comuni e quindi su quei beni comuni, siccome il bene comune esiste e se esiste il bene comune esistono le proprietà private, se non esiste il bene comune nel condominio non ci sono le proprietà private. Bisogna riuscire a portare nel condomino, nel proprietario, questo concetto affinché capisca che la manutenzione del bene comune è la valorizzazione del patrimonio e l'amministratore di immobili non è che sia la sua mission, ma è dal punto di vista professionale costretto a spiegare ciò in maniera diretta, indiretta, con tanti sistemi, ma in modo tale da far capire che quel bene comune non può essere abbandonato a se stesso e non può essere abbandonato al volere di tante teste che ragionano una slegata rispetto all'altra. Bisogna cominciare a legare il pensiero delle persone. A quel punto si può arrivare a un risultato, però serve un po' di progettazione personale che... Devo dire che sembra un'impostazione non di moda nella nostra società, quella del bene comune. Qua siamo diventati una società individualista. Sì, però abbiamo delle esperienze in altri continenti, in altri paesi, dove invece questo concetto ha portato a dei risultati notevoli in termini anche di sviluppo urbanistico, di vivibilità delle nostre città. Beh, se voi avete letto, cioè Tokyo per esempio, è la città, nonostante le sue dimensioni, estremamente vivibile non solo per l'organizzazione urbanistica che si è data, ma soprattutto perché le persone agiscono pensando alle altre persone e non pensando solo a loro stesse. Quindi quella città riesce a muoversi in un certo modo e a progredire in un certo modo. Ora, vogliamo il progresso? Sì. No, se vogliamo il progresso siamo costretti a vederla in questi termini. Pur in una cultura individualistica ci sono sicuramente degli aspetti vincenti perché l'uno può a un certo punto trascinare gli altri, ma l'importante è che il risultato dell'uno non sia solo per l'uno. È una scommessa bella e affascinante, ma della cui difficoltà secondo me vi rendete conto voi per primi. No, è che... Perché... Fra i tanti temi che ci potevano essere sul tappeto, siete partiti da un tema che colpisce tutti, che è quello delle fondamenta, dell'aspetto strutturale. Voglio dire, se parliamo dell'atrio di un condominio, che è pur sempre una parte comune ed una parte importante perché il biglietto è visita, ma insomma, magari si può essere distratti. Quando si parla delle fondamenta, ovviamente è l'asse portante dell'edificio, quindi c'è maggiore attenzione, e voi avete anche lanciato un grido d'allarme dicendo che mi pare più del 50% degli edifici italiani sono, diciamo, a rischio staticità, cioè con la necessità di essere controllati, perché poi soprattutto dopo l'esempio del Ponte Morandi ovviamente l'attenzione si è alzata, per fortuna, e il calcestruzzo armato che ha creato tanti problemi a Genova
non è esente dall'edificazione anche civile. Allora sono anche un geometra della vecchia scuola, formato da un certo Dallaglio. Le strutture sono una cosa importante. Noi veniamo da un concetto costruttivo che, questa è la mia interpretazione, quindi è solo un mio pensiero, piano piano gli spessori si sono sempre assottigliati per la leggerezza della struttura, comprensibile. Ma allora a questo punto il controllo e la manutenzione sono fondamentali, perché non ho più spessori su cui lavorare. Noi vediamo strutture storiche di un certo tipo che hanno spessori tali per cui alcuni fenomeni non accadono. E questa è una verità che noi però abbiamo scoperto con una tragedia, devo dire. Perché francamente il copriferro io pensavo che è qualcosa che serve e l'amministratore lo sa bene, ma quando diciamo per piacere facciamo la passivazione dei ferri e poi gli rimettiamo l'intonaco sopra, non perché si vedono i ferri, ma perché va protetto il ferro, certo. La gente non ti crede. Certo. Allora il concetto che è stato sviluppato nel primo incontro di Venezia, dove c'erano, oltre al responsabile tecnico strutturale del Centro Studi Nazionale di Anaci, ma anche il rappresentante del Politecnico di Torino, è questo: la vulnerabilità statica, non quella sismica, lasciamo perdere la sismicità, andiamo sulla vulnerabilità statica. La vulnerabilità sismica la percepiamo, è quella statica che va in più, gli strumenti, bisogna dirla. Ma noi stiamo cercando di darci, perché io che ho fatto il geometra alcuni linguaggi li conosco, altri no, però magari ne so di meno, ma l'amministratore di immobili deve avere una cultura come dire, a 360 gradi, come si dice, su tanti temi, ma dobbiamo avere quel linguaggio tecnico che ci consenta di trasmettere al condomino l'importanza di certe verifiche. È stato detto bene nel fatto di controlliamo le strutture, perché vanno verificate. Poi ci sono sicuramente dei metodi costruttivi nel nostro territorio dove si può stare talmente tranquilli sulla vulnerabilità statica, perché sulla sismica si apre un altro un altro scenario completamente diverso, perché abbiamo le forze della natura che sono incontrollabili e noi non abbiamo costruito in maniera antisismica, non abbiamo fatto il Giappone. Anche perché nel Veneto pensavamo di essere esenti da quel rischio, nessuno in realtà non è più, perché se prendiamo Modena era in zona 4, adesso è in zona 1, ovviamente è successo il sisma, cioè, quindi a seconda di come si muove il terreno mi cambiano le zone. Il Politecnico di Torino è quell'istituto che va a definire assieme al governo quali sono le zone sismiche, quali sono le zone a vulnerabilità sismica. Però andiamo sulla vulnerabilità statica. Ci sono strutture che chiaramente non collassano, ma dopo 50 anni devo andare a dare un'occhiata e non posso farne a meno, anche perché gli interventi interni sono tali per cui quando io tolgo una tramezza non è detto che non infici del tutto la solidità del solaio, anche se è una tramezza da 8, non è detto. Poi se abbiamo costruzione degli anni 80, allora vediamo come sono state costruite, come sono state concepite, in modo tale da capire se si possono un po' muovere oppure no. Tutto là. Diciamo che questa vostra crociata parte non è una crociata. No, poi questo vostro impegno parte ovviamente da un dato di fondo che è l'amore per il lavoro, per il vostro lavoro. Sì. Però c'è anche, voglio dire, un interesse molto concreto, è che nel corso degli anni le responsabilità dell'amministratore condominiale sono notevolmente aumentate. Adesso, voi avete spiegato anche a Venezia, c'è, se non vado errato, il registro anagrafi sicurezza che è in capo a voi. E in effetti il concetto, allora, il titolo è il bene comune, l'interesse comune, l'immagine comune. Il bene comune è l'ossatura dell'edificio. Se prendo la mia città, io senza beni comuni la città non esiste, saremo tanti edifici isolati, non collegati tra loro. E quindi il bene comune serve. Il vano scala, se non c'è, non vado a casa mia, così come se non ho tutti gli altri servizi comuni. L'immagine, se il bene comune, facciate degli edifici, è mantenuto bene,
anche l'immagine comune ne risente positivamente. E guardate che vivere in una città ben mantenuta è diverso che vivere in una città non ben manutenzionata. E non parlo della parte pubblica, dove è anche roba nostra, è roba di tutti, sono cose di tutti, anche negli edifici. Da questo poi l'amministratore con la legge 220-2012 si trova il 1130, sesto comma, mi pare, non me lo ricordo, registro anagrafe e sicurezza. E secondo voi la struttura non è... Allora, da dove siamo partiti? Dalla struttura, poi ci sono gli impianti, e sono ormai tanti, e dopodiché da questo ne deriva l'immagine comune. Perciò dobbiamo occuparci di verificare le condizioni di sicurezza delle parti comuni. Parti dalle strutture, dentro le strutture ci sono tutti gli impianti che corrono, anche se poi la centrale termica è strutturata in un altro punto, ma potrebbe essere un momento di grave pericolo, perché se scoppia la centrale termica mi viene giù il palazzo, probabilmente, non lo so, forse anche no, ma se il solaio è dimensionato ed è da 30, magari è REI 120 e magari l'incendio non si propaga dappertutto, ma almeno lo so. Ecco, noi dobbiamo verificare tutti i nostri edifici e controllare se rispondono a determinate norme di sicurezza. Se non lo fanno, al di là degli obblighi, data la responsabilità civile, ma soprattutto penale, che va in corpo alla persona, è logico che dobbiamo preoccuparci dal punto di vista professionale. Grazie ad Andrea Garbo, che è il vicepresidente di ANACI Veneto. Chapeau, devo dire, all'ANACI per questa iniziativa, che punta a far riflettere tutti noi sulle responsabilità comuni che ciascuno porta nei confronti, in questo caso del vicino di casa. Perché alla fine proprio, insomma, la filosofia è se stiamo meglio tutti, stiamo meglio anche individualmente. Il singolo a quel punto non vive più tranquillamente. Complimenti. Grazie ad Andrea Garbo, grazie a voi, alla prossima.